In questo video vi vorrei parlare di un argomento molto attuale che è l'associazione tra l'utilizzo degli acidi grassi poliinsaturi omega 3, i cosiddetti integratori di oli di pesce, e il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Ricapitolando, gli omega 3 sono degli integratori che hanno dimostrato di abbassare i livelli di trigliceridi nel nostro sangue e quindi possono avere effetti benefici sulla nostra salute. Recenti studi hanno però dimostrato che questi integratori in dosaggi elevati possono aumentare il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Questo non vuol dire che chi sta assumendo questi integratori debba assolutamente interromperne l'utilizzo, bensì questi integratori devono essere utilizzati sotto il controllo medico e chi li assume deve essere informato sui possibili sintomi che può sviluppare in modo da poterli riferire al proprio medico.